Ecco, vedi, mi hanno invitata ad andare ad Acapulco. È davvero un'occasione. Che cos'hai? Mamma, ci sei già stata ad Acapulco. Quante volte ancora hai intenzione di tornarci? Tutte le volte che sarò invitata, cerca di capire. Chi è? Sono io, Billy. Parola d'ordine. Sono io, colonnello Billy Duncan. Sto cercando Katie. Vattene subito dalla mia proprietà. Oh, andiamo. Voglio soltanto parlare con Katie. Di che cosa? Non posso dirtelo. Ah, non puoi dirmelo? Non cercare di prendermi per i fondelli, amico. Sei uguale a quei cassieri della banca di Cherry Point. Tutto è segretissimo. L'operazione Sandust è segretissima. Tutti quelli che se ne occupano non ne parlano. Tutti zitti tranne me. Perché io so qualcosa che non avrei dovuto sapere. Ora vattene via. E in fondo siete tutti uguali. Con i vostri trucchi, i vostri inganni, i vostri sporchi raggiri. Colonnello, vorrei solo vedere Katie. Tu devi lasciar stare, Katie. Tu devi... Operazione Sandust. Nonno, Operazione Sandust. Operazione era Billy. Sandust. Nonno. Operazione. Su, andiamo, nonno, vieni dentro. Ma perché fumi quella schifezza? Mi piace. Non costa tanto. L'acquisto da alcuni amici. Se continui così rischierai di perdere il posto. Ehi, è buona, sai? Fammi provare.
Ehi, quello chi è? Credo che sia Billy Duncan. Hai detto Billy Duncan? Inseguiamolo. Idiota! Dai, stringilo un po'! Sempre di corsa, amico? Ehi, lasciami andare per questa volta. Se no mi aumenterà l'assicurazione, pago già il doppio. Non fa niente, tanto tua madre ha un sacco di soldi. Dì un po', tua madre sta bene, vero? Sì, sta bene. Ha finito di scrivere Agente Hunter. Ecco qua, fammi un autografo. Lo fermiamo di nuovo? No, è troppo caldo. Tu spostati. Che cosa ci fa in giro questo tizio, Froggy? Credi che voglia venire con noi? Ma i nostri divertimenti sono troppo trasgressivi per lui. Abbiamo fatto baldoria per tutta la notte. Froggy, credi che il nostro amico voglia fare una gara con noi? Ah, Billy non fa gare con nessuno. Chi diavolo te l'ha detto? Ve lo farò vedere io.
Portatela per un'altra volta! Quanto le devo? Ecco, sono solo
Scusi, sono stato un po' curioso. Sono $11.15, signore. Grazie, signor Craig. C'è un albergo nei paraggi. Lei resta in città? Conosci un albergo? Oh, certo, certo. C'è un albergo poco distante da qui, signore. Billy? Billy? Ci sei cascata. Oh, cavolo, non la smetti mai di fare scherzi. Ah, davvero? Davvero? Basta, su, smettila. Non ho mai visto un ragazzo più dispettoso di te. Che hai fatto stamattina? Oltre che andare a buttar giù dal letto la gente che dorme. Oh, Billy, vorrei tu fossi più tranquillo. Sì? E perché? Il nonno è così arrabbiato con te. Ha detto che ti ucciderà se oserai tornare di nuovo a casa nostra. Comunque, se tu non fossi così irrequieto, non saresti mio Billy, giusto? C'è una gran pace qui. Vorrei che fosse sempre così. Solo tu, io e il cielo. Sembra una coppa. Una grande coppa. Sì. Amo il nettare contenuto in essa. Sai, in te c'è un lato oscuro che non riesco ad afferrare e che mi spaventa un po'. Io ti amo, Katie. Sei matto. Vuoi fare tardi? Tardi per cosa? Per la festa di compleanno di Fanny inizia alle 3. Merda. Non ci voglio andare. Bene, signor Billy Duncan, se preferisci restare qui, io mi farò accompagnare alla festa dal bel Chuck Dorren. Dovrai passare sul mio cadavere. Questo cos'è? Non lo so. Qualcosa mi ha colpito. Quando è successo? Stamattina ero nel deserto. Dovresti farti fare una medicazione, Billy.
avanti, dai. Che aspetti? E dai, venitevi a prendere Wuster. E a me? Quando arriva? Adesso tocca a me, E ci sono i Wuster? Facciamo un poco? Ragazzi, che Il vecchio Chuck ti darebbe volentieri il suo Wuster caldo caldo. Ho sentito dire che non è così caldo, Chuck. Ma io te lo consiglio. Niente. No. Levati. Andiamo. Sei scemo! Che fa? Vieni a nuotare. Tra un po'. Adesso non ne ho proprio voglia. Vai, vai. La parte. Ciao, Fanny. Vuoi del dolce? No. Perché nessuno vuole il dolce?
D'accordo, dai. Che fai qui tutto solo? Vuoi un morso? Sì, lo voglio io un morso! Che festa! Sono sicura che saresti venuto solo tu se non ci fosse stata la piscina. Non dire così, Fanny. Tu hai un sacco di amici. Ma certo, finché metto a disposizione la piscina. Se Billy mi cerca, digli che sono andata a cambiare. Ciao. 1945, nel deserto del Nuovo Messico, gli scienziati e i tecnici americani sperimentarono con successo la prima bomba atomica, strumento di distruzione di inusitata potenza, qualitativamente diversa da tutte le tradizionali armi di offesa e capace da sola di sconfiggere ogni nemico. Dicono che i dolci facciano male. E allora le radiazioni? Che c'entra? Un uso puramente deterrente Hai visto Katie? come armi. È andata dentro a cambiarsi. E il comando statunitense decisero di stroncare ogni ulteriore resistenza giapponese ordinando gli atroci bombardamenti atomici di Hiroshima. A me sembra impossibile. Figurati, io non ci credo. Dici davvero? Davvero che è andata così? Vuoi un po' d'acqua? Sì, grazie. Deve essere così bella giornata, meno male. Avete visto Katie? No, mi dispiace. Ma sei carina quando la modi. Lasciatemi stare, imbecilli! Avanti, Rocco, questo ragazzo vuole Basta, litigare. Billy. Ah, farà una brutta fine. Billy, no. Per favore, non è successo niente. Billy, fallo per me. Lasciali stare. Mettetelo! Mi dispiace, Billy. Ti prego, non essere arrabbiato con me. Oh, se fossi intervenuta prima. Billy, mi perdoni? Ma cosa dici? Tu non c'entri. Cosa? Non c'entri. Non hai fatto niente. Mi hai solo aiutato. Sai, ho visto che eri in difficoltà. Già. Non ce l'ho fatta a cavarmela da solo. Comunque, grazie. Oh, Billy, tu sei un ragazzo veramente in gamba. Sei l'unica ad avere questa convinzione, Katie. Che ti importa? Già, è vero. Hai ragione. Andiamo via da qui.
mi ha invitata a cena e io ho accettato. Ho fatto bene, vero? Sì, certo. È stata una bellissima festa. Sì, fantastica. Ehi, Froggy! Non strillare! Poteva uccidere! Ma chi sarà stato? Era meglio andarcene! Io chiamo la polizia! Anger, sei in ascolto? Ma dove sarà? Avviso alla centrale, la macchina rubata è stata ritrovata pochi minuti fa. Non capisco come tu riesca a divorare tutto quel chili di prima mattina. Devi avere lo stomaco distrutto. Beh, senti, dammene un po'. Dannazione, Anger, vieni qui, smettila di abbuffarti! Finalmente vi fate vedere. Che ne direste di andare a interrogare Fanny Walton per la macchina che è esplosa ieri? Siete d'accordo? Sì, certo. Grazie. Muoviti. Adesso. Allora? Stai scrivendo un romanzo lì? Sto facendo il mio lavoro. Accomodati. Cosa posso fare per te? Metta giù i piedi dal tavolo, tolga il sigaro dalla bocca e si alzi da lì. Tu che diavolo sei? Mi scusi, signor Craig, io non immaginavo. Si accomodi, signore. Si sieda. Volevo sapere se in questa zona è successo qualcosa di strano nelle ultime 24 ore. Niente che io sappia. C'è stata solo una chiamata per un'auto esplosa vicino a casa Walt, ma credo si tratti di una ragazzata, una burla, tutto qui.
Voglio una lista di tutti quelli che erano presenti. E molta discrezione. Che vuol dire? Voglio dire niente fotografie, niente notizie, niente pubblicità. Fino a nuovo ordine. È chiaro? È chiaro. Non hai una brutta cera. Mi sento meglio, davvero. Non serve che vada dal dottore. Come va la tua ferita? Ma cielo, è proprio brutta. Sì, hai ragione. Ci vuole il dottor Mello. Ok. Lo sai che cosa mi ha detto Fanny? Che ha divorato tutta la torta? No, sì, serio. Chuck. Gli hanno fatto esplodere l'auto. Cosa? Che diavolo può essere stato? Che cosa stai mangiando? È il pranzo. Da qua. Niente male, eh? Doren! Dovremmo stare ancora molto qui. Fino a quando lo sceriffo non mi dirà di andare. Sai, era proprio come un flash ed è arrivato dal cielo. Un lampo? No, quello che ho visto io era tutta un'altra cosa. Era come una grande sfera colorata e paf! Deve essere stato di certo un disco volante. Dovete credermi, sul serio. Sciocchezze. Ha letto troppa fantascienza. Io non sono un pazzo, ho visto davvero qualcosa di strano. Dottore, mi posso rivestire? No, non ancora. Su, andiamo di là. Prego, sdraiati per favore. Ti fa male? No, dottore. Duole? No. Senti niente? No. Beh, mio caro ragazzo, devo confessarti che sono sorpreso. Non so che cosa diavolo sia, ma vorrei togliertelo. Si è fermato in superficie, quindi non dovrebbe essere difficile estrarlo. D'accordo, dottore, lo faccia. Va bene. Ti farò un'iniezione d'anestetico, così non sentirai niente. Sta tranquillo.
E fa attenzione che la ferita non si infetti. Tutto bene? Certo, non c'è niente di cui preoccuparsi. Oh, ricordati di chiamarmi tra un paio di giorni. Porterò io stesso questa scheggia in laboratorio. Spero di avere la risposta in fretta. Grazie, dottore. Di niente. Arrivederci. Arrivederci. Può rimettere in ordine l'ambulatorio, grazie. Sì, dottore. Ehi, Mike. Sì? Oh, scusa tanto, stai pranzando? Non ho tempo per mangiare, sono così indaffarato. Come stai? È da tanto che non ti vedo. Sì, hai ragione. Senti, Mike. Potresti farmi un grande favore? Sì, certo. Vorrei portarti una cosa da analizzare. Potrei venire da te tra qualche ora. Ti andrebbe bene verso mezzanotte? Sei d'accordo? È molto urgente? Direi di sì. Adesso ho da fare, comunque cercherò di arrivare a mezzanotte in punto. Ok, va bene. Grazie. A più tardi. Sei ancora qui? Già, devo calibrare l'interferometro. Ho bisogno di alcuni numeri di telefono. Prima controlla se il dottor Mellon è a casa. Se non lo trovi, chiama subito lo sceriffo. Va bene, grazie. Può darsi che si tratti di un maniaco. Che ne pensa? Chiami il laboratorio di Springfield e dica che abbiamo trovato i resti di Mellon. Voi andate. Mi serve una lista di tutti quelli che hanno visto il dottore nelle ultime 24 ore. Lei crede che sia stato uno di qui? Torni al lavoro, sceriffo. Stiamo perdendo tempo. Belli.
Stai diventando una vera star, ragazzo. Insomma, tutti ti stanno cercando. Dov'eri diretto? Io so dove stavi andando. Sali. C'è un tipo dell'FBI che vuole farti delle domande. Andrà tutto bene, sta tranquillo. Lui appartiene alla nuova scuola. Vedrai che ti tratterà con i guanti. Io sono della vecchia scuola. E perciò uso i pugni per ottenere delle risposte. Dritti allo stomaco, sì, è un buon metodo, Pete. Sai qualcosa sull'esplosione della macchina di Chuck? So quello che mi ha detto Katie quando mi è venuta a prendere. Per fare? Per andare da Mello. Avevo un forte dolore al petto e Katie mi ha accompagnato dal dottore. Io detesto andare dal dottore, ma... Hai una ferita? Sì, certo. Cavolo. Cosa c'è? Niente. Grazie, puoi andare. Vuoi un passaggio, Billy? No, grazie. Non mi serve. Quello che abbiamo visto qui deve restare tra noi. È chiaro? È chiaro? Sì, signore. Non ho mai visto niente del genere. Neanch'io. Che cos'era? Non lo so, ma cercherò di scoprirlo. Ho fatto tutte le analisi necessarie, solo che c'è una cosa strana. Che cosa vuol dire? È un materiale che non proviene dalla terra. Ci sono delle tracce di carne bruciata, ma la massa è inorganica. Ne è sicuro? Assolutamente. Le dirò un'altra cosa se non mi darà del pazzo. Questa robaccia sta crescendo. Lei non è pazzo. È possibile distruggerla. La ringrazio molto. Prego. Stato di massimo allarme. Che succede? Voglio bere qualcosa.
Fammene un po'. Devo andare al cesso. C'è una gran pace, vero Billy? Billy, stai dormendo? No, certo che no. Ho sentito tutto quanto. Ah, e che cosa ho detto? C'è una gran pace, vero Billy? Mi stai provocando, non è così? Sì, mi stai provocando e questo non lo sopporto. Tony Craig. È un po' che non ci vediamo. Già, sono parecchi anni. Entra, entra. Niente male. Sì, non mi lamento. Poteva andarmi peggio. Ti trovo in forma, colonnello. Già. Mi hanno offerto il prepensionamento. Ho accettato. È stata un'idea di Hobson. Oh, siediti, mettiti comodo. Non ho molto tempo. Che ti succede? Sei nei guai?
Ok, sono sul posto. Ah, questa macchina è davvero fantastica, Chuck! Quando la vedranno i nostri amici creperanno dall'invidia! Hai la fortuna che quelli delle assicurazioni abbiano creduto a quella stupida storia del fulmine! Rocky, sta zitto. D'accordo, Chuck. Non trovi assurdo che quelli di Springfield abbiano creduto a una stronzata del genere? Insomma, è proprio da stupidi non rendersi Sta conto zitto, che... Rocky. D'accordo, Chuck. Sta per piovere. Dove? In città, ho visto un fulmine. Già, come quello che ha distrutto la mia macchina. Ehi, guarda laggiù, un altro fulmine! È un altro Sta ancora! fermo, vuoi Guarda, mandarmi fuori strada? guarda quelle parte! Deve essere quel tizio laggiù. Preparati. Ok, sono pronto. Vai! Fantastico! Ci sono riuscito! Ah! Quel bastardo è ancora vivo!
ancora? Ehi, Chuck, quello chi è? Che ne so, sarà un ubriaco. Facciamo finta di andargli addosso e vediamo come reagisce. Ecco, questo l'aiuterà a rilassarsi. Billy deve essere qui vicino. Billy! Lei sa dove si trova? Su, andiamo. Guarda su, fratello! Ero proprio sicuro che quel giorno l'avrei trovata. Sai, era da mesi che la cercavo dappertutto. Ero sfinito, ma avevo intenzione di tener duro. E così, amico, ho girato per tutta la città. A un certo punto me la sono trovata davanti, era circondata da un alone di luce. Io tremavo, ero molto emozionato. L'ho guardata e le ho detto: bimba, tu mi piaci. Ero pazzo d'amore, capisci? Che c'è? Eh? Non vorrai scendere qui, in questa zona ci sono solo serpenti.